E siamo qui pronti a raccontarvi anche quelli che sono i segreti di una cucina molto moderna, innovativa, vero Luigi? Beh, moderno, innovativo è l'utilizzo delle alghe in cucina. Che però è molto trasversale, devo dire, quasi interculturale, perché la troviamo nella cucina macrobiotica, in quella vegana, in quella fusion, per cui insomma no le nuove tendenze, ma noi molto semplicemente torniamo alle ricette della nonna. Questo è un impasto fatto con l'ulva, la tuga di mare, che la metto nel classico fornetto per disidratare e dopodiché viene sbriciolata e si forma questa farina. Procediamo, allora abbiamo tirato la nostra sfoglia sottile. Ma il condimento è molto semplice, perché vado a condire con delle cozze grigliate, ce lo vedete? Che rimangono intere e sentite il profumo. Fantastico, sì. Profumo Nel frattempo iodato. Salutiamo e ringraziamo papà naturalmente perché ha avviato questa tradizione. Quindi mettiamo le cozze con l'oro liquido che un po' lo rilasciano, olio d'oliva, la pasta toccata e fuga. Stiamo mantecando le cozze. Puoi sentire già. Sì. In tempo di guerra si faceva di necessità virtù, venivano raccolte tante alghe di questo tipo per fare dei piatti, per condire la pasta e paradossalmente c'era anche tanta energia. È un non cibo per questo non è nobile. Estremamente completo e poi di bassissimo costo, questo è importante in momenti di crisi. Disponibile. È molto disponibile. Ecco qua, il nostro rotolino. Mettiamo il liquido che nel frattempo, unendo liquido e grasso, si è formata questa cremina. Andiamo a mettere sempre alla fine, perché se la mettiamo in cottura diventa amara. Quindi la bottarga non va cotta mai? No. Una grattatina di buccia di limone e così abbiamo il nostro piatto. È bellissimo, buonissimo, appetitoso, buonissimo e salutare. Grazie a Luigi Pumata, grazie a Ciro Grazie. Vestita, ma noi parleremo ancora di tutto questo naturalmente con loro e con tanti altri amici.